futuro io credo che debba essere fatto di diversa attenzione, di diverse regole per cercare non soltanto di fare quello che oggi tutti più o meno chiedono e chiediamo, la repressione di alcuni comportamenti, fra parentesi non c'è stata repressione dei comportamenti predatori. Noi per esempio stiamo dicendo che bisognerebbe istituire il reato di disastro bancario in modo da poter perseguire alcuni personaggi d'ufficio per iniziativa penale diretta, ma al di là di questo io credo che non sia soltanto una questione di sanzioni o di controlli, ma credo che sia soprattutto una questione di recuperare il senso di fare banca, di mantenerlo nel credito cooperativo, vorrei dire, perché nel credito cooperativo fortunatamente quel senso è rimasto, nel senso di fare banca, e di farlo attraverso un sistema di incentivazioni a far sì che la banca possa essere uno strumento di sviluppo sociale.